Al microfono di Arturo Cantella, l'assessore regionale parla anche di Agrigento, capitale della cultura. Radiologi di tutta Italia ad Agrigento per un interessante convegno. Chiusi i locali dell'ufficio tributi dopo l'ispezione dei carabinieri. Il 21 giugno gli esami di maturità. Il probabile mercato dell'Akragas. Buongiorno da TVA Notizie, apertura dedicata oggi alla politica con l'intervista di Arturo Cantella all'assessore regionale Roberto Di Mauro. Diversi i temi trattati, vediamo. Assessore Di Mauro, ecco, si parla di un rimpasto in giunta, nella giunta Schifani. Cosa ci può dire di novità? Ma nulla di particolare, del resto abbiamo avuto giunta l'altro giorno, il Presidente era in seduta, nessun accenno, nessuna indicazione, credo che anche ci sia da parte del Presidente della Regione un momento di riflessione per via della morte del Presidente Berlusconi. Quindi andiamo avanti, il Governo è impegnato ad avviare tutta l'attività legislativa che è già pronta perché è stata esaminata appositamente dalle commissioni e con l'attività legislativa credo che dovremmo dare delle risposte ai siciliani. Poi il resto si vedrà, può cambiare qualche uomo, ma comunque la Giunta ha un obiettivo, è quello di portare lavoro e serenità ai siciliani. Senta, si parla di un accordo di CIE, di Cuffaro e MPA di Lombardo per cercare di catturare il voto politico che Berlusconi può lasciare almeno in Sicilia con a capo Schifani. Queste sono le ultime novità di stampa. Cosa c'è di vero? Sono, mi permetto di dire, anche fantasie giornalistiche, nel senso che Berlusconi era appena morto e già c'è stata un'intervista che ritengo non sia in linea con un momento che è quello certo di rispetto verso la persona di Berlusconi, che è stato il fondatore del centrodestra. L'idea complessiva è quella di confermare il centrodestra e quindi le forze politiche che ci sono. Non sono stati fatti incontri, non sono state date indicazioni, si attende di comprendere cosa sarà Forza Italia dopo la morte di Berlusconi e solo dopo potremo cominciare a ragionare concretamente sulle iniziative che questo centrodestra in Sicilia dovrà assumere. Molto dipende, ovviamente, lo ripeto ancora una volta, da che cosa farà Forza Italia e comunque ognuno di noi fa la sua strada e poi vedremo le cose che in comune decideremo. Si lavora per le prossime europee, con il suo movimento che intenzioni ha? Ma noi parteciperemo certamente alle elezioni, l'abbiamo fatto la volta scorsa votando a Romano, ottenendo 75.000 voti, per 1.500 voti non è eletto, vedremo nel corso di queste elezioni come si comporrà il nuovo quadro politico e presenteremo anche noi il nostro candidato. Ecco, in campo del suo assessorato sull'energia c'è una forte richiesta purtroppo per lo smaltimento dei rifiuti che tanti comuni non sanno dove metterli. Ecco, qual è la chiave di svolta che lei darà o che ha già fatto anche in questo senso? Immaginato, ormai siamo sul punto di concludere l'operazione di affidare l'incarico per la redazione del piano dei rifiuti e l'idea è quella complessiva di realizzare i cosiddetti termovalorizzatori, che per noi sono la conclusione di un processo finale che deve vedere da un lato un forte impegno relativamente alla raccolta differenziata e poi portare praticamente presso i termovalorizzatori quell'altra parte residua per raggiungere l'obiettivo che è quello determinato dall'economia circolare. Siamo in linea con le direttive energetiche dell'Europa, Assessore? Sì, siamo certamente in linea, daremo adesso una linea guida per quanto riguarda le comunità energetiche, faremo in modo di utilizzare al massimo le risorse dei fondi comunitari e stiamo aspettando di superare le condizioni di agibilità che sono determinate dal superamento di alcuni parametri che sono stati assegnati dall'Europa e solo dopo potremo cominciare a spendere le risorse. Una domanda sulla sua città, la città che l'ha eletta, Agrigento, Capitale Cultura 2025, quanto è importante
e se come Regione farete qualcosa per supportare. Ma certamente è stato un grande risultato dovuto alla buona amministrazione, alla buona alleanza che c'è nella città di Agrigento, a un buon progetto, a un'iniziativa che è stata condotta con grande, mi permetto di dire, con coraggio, perché presentare un'istanza, presentare un progetto e rischiare di averlo bocciato per la seconda volta avrebbe determinato una delusione cittadina. Invece siamo riusciti a ottenere questo grande risultato e la Regione non può che essere in sintonia con questa iniziativa, apportando le dovute risorse che possono consentire a questa città di presentarsi al meglio nel 2025. L'ispezione da parte dei carabinieri e degli ispettori dell'ASP di Agrigento ha portato alla chiusura dei locali che fino a ieri hanno ospitato l'ufficio tributi del comune di Favara. Nel corso dell'ispezione erano state riscontrate gravi carenze, per cui è stato inevitabile un rinvio della chiusura. Adesso il comune sta cercando di trovare una soluzione, cominciando dalla ricerca di nuovi locali. Dopo anni di attesa, finalmente si parla di ripresa dei lavori sul viadotto Maddalusa, il servizio di Margherita Trupiano. Forse a breve riprenderanno i lavori del famigerato viadotto Maddalusa, chiuso da anni e la cui vicenda è stata oggetto di forti prese di posizione, denunciate dal quotidiano Agrigento Oggi e da una interrogazione di parlamentari della regione capitanati da Ismaele Lavardera. Ieri i lavori infatti sono stati riappaltati e ci auguriamo che presto l'arteria possa ricollegare due zone strategiche per la città di Agrigento tra la Valle dei Templi, Porto Empedocle e la Scala dei Turchi. Nell'aprile del 2022 il Genio Civile ha approvato il progetto esecutivo che è stato presentato all'ANAS. Tuttavia i lavori di consolidamento e ripristino del viadotto Maddalusa non sono mai iniziati perché l'impresa, che lo scorso anno si è aggiudicata l'appalto, ha comunicato di non essere in grado di adempiere per l'aumento del costo dei materiali, un fatto che ha determinato enormi disagi agli automobilisti che sono costretti a percorrere strade alternative più lunghe e scomode, oltre a tutte le ricadute negative per l'economia locale, soprattutto in termini turistici, visto che si trova a 2 passi dalla casa natale di Pirandello. Una necessità da sanare anche in vista dell'appuntamento del 2025. Adesso attendiamo che i tempi possano essere velocizzati al massimo al fine di recuperare a breve lo scorrere normale del traffico veicolare in una zona di grande passaggio e obbligato collegamento. Finanziati dalla Regione Siciliana 90 contratti di formazione in area medico-sanitaria. Arturo Cantella. Finanziati dal governo Schifani circa 90 contratti di formazione specialistica nell'area medico-sanitaria, è stata pubblicata sul sito dell'assessorato dell'istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana e sul sito del Fondo Speciale Europeo la graduatoria definitiva delle 3 proposte progettuali pervenute dall'Università dell'Isola a valere sull'avviso 3 del 2022 dell'FSE 2014-2020 per un totale di 10 milioni di euro. In particolare vengono finanziati 30 contratti in ciascuno degli atenei di Catania, Messina e Palermo per corsi di specializzazione di 4-5 anni, anche in relazione a diverse discipline mediche. Confermiamo, afferma il Presidente Schifani, l'impegno assunto dal Governo ad aumentare le borse di specializzazione dell'area medica con uno stanziamento cospicuo nell'ultima legge di stabilità. La nostra Regione, continua Schifani, ha bisogno di medici specializzati per potenziare gli organici delle nostre strutture ospedaliere. È quindi fondamentale percorrere un cammino condiviso con le istituzioni accademiche affinché la nostra Regione possa essere sempre più attrattiva per i giovani, offrendo così nuove opportunità di formazione. Abbiamo portato a compimento un percorso di impegno concreto nella Regione sull'alta formazione. I 90 contratti finanziati, afferma l'assessore Turano, sono il segno concreto di una strategica volontà di investimento sull'alta formazione, non solo perché il numero dei contratti è più alto degli ultimi anni, ma anche perché crediamo fermamente che questa sia la chiave per vincere le sfide della ricerca, fare crescere le nostre università, dare delle opportunità concrete ai nostri giovani senza farli andare via dalla nostra terra.
Nuovo vice dirigente alla squadra mobile di Agrigento. Si tratta del commissario capo Andrea Palermo, già dirigente del commissariato di Palma di Montechiaro. Il funzionario prenderà servizio alla questura di Agrigento lunedì. E oggi si celebra la giornata mondiale delle tartarughe marine, una specie che va tutelata, il servizio. Il 16 giugno si celebra la giornata mondiale delle tartarughe marine. Il Mediterraneo, sebbene rappresenti solo una piccola percentuale della superficie totale degli oceani, lo 0,82%, ospita una straordinaria varietà di vita marina. Con oltre 17.000 specie diverse, questa regione è un importante hotspot di biodiversità marina e tra questa vasta varietà di specie, le tartarughe marine occupano un posto speciale. Nel Mediterraneo 3 specie di tartarughe marine hanno fatto di queste acque la loro casa: la tartaruga comune, Caretta caretta, l'unica che vi si riproduce, la tartaruga verde, Chelonia midas, e la tartaruga liuto, Dermochelis coriacea. Le tartarughe marine trascorrono la maggior parte della loro vita in mare, ma come altri rettili respirano aria tramite i polmoni. La deposizione delle uova è l'unica fase vitale che avviene sulla terraferma, di solito tra maggio e agosto nel Mediterraneo. Dopo l'accoppiamento le femmine raggiungono la spiaggia per deporre le uova, che vengono incubate per circa 2 mesi. La temperatura influisce anche sul sesso delle tartarughe neonate. Temperature superiori ai 29 gradi tendono a produrre femmine, mentre temperature inferiori generano maschi. Una volta raggiunta la maturità sessuale, intorno ai 20-30 anni, le tartarughe ritornano alle stesse aree di riproduzione per deporre le uova. La loro capacità di orientarsi durante queste lunghe migrazioni è influenzata dall'incredibile abilità di percepire il campo geomagnetico terrestre. Nel Mediterraneo le tartarughe marine nidificano principalmente lungo le coste orientali del bacino, Grecia, Turchia, mentre in Italia la caretta caretta nidifica regolarmente lungo le coste meridionali, in primis di Sicilia e Calabria. Negli ultimi 5 anni si è registrato un aumento del numero dei nidi in Italia grazie soprattutto alla infaticabile attività di controllo e monitoraggio delle spiagge da parte dei volontari. Nel 2022 il WWF Italia ha monitorato 57 nidi di caretta caretta, ma queste magnifiche creature sono minacciate. L'inquinamento da plastica, fa sapere il WWF, soffoca le sue acque, con 570.000 tonnellate di plastica che finiscono in mare ogni anno. Stime indicano che in Mediterraneo oltre 150.000 tartarughe ogni anno vengono catturate accidentalmente da ami da pesca, lenze e reti. L'inquinamento luminoso costiero rappresenta un'altra minaccia per le tartarughe marine. Nonna e mamma allontanate per decreto dal bambino picchiato selvaggiamente dai familiari. L'incredibile vicenda scoperta dagli insegnanti del bambino. Insulti e botte della madre e dalla nonna nella casa di un paese in provincia nissena, dove abita la famiglia. Il bambino aveva dei lividi evidenti da essere notati dalle maestre della scuola dell'infanzia che frequenta. È scattata così l'inchiesta della procura di Caltanissetta con indagini della squadra mobile della questura che hanno portato all'emissione da parte del GIP di misure cautelari nei confronti delle 2 donne e il divieto di avvicinamento allo stesso bambino. In particolare il GIP, giudice per le indagini preliminari, ha ritenuto sussistenti gravi indizi relativamente al fatto che la nonna e la madre del minore avrebbero più volte ingiuriato e percorso il bambino nel corso della convivenza. Per questo, accogliendo la richiesta della procura, ha emesso una misura cautelare di divieto di avvicinamento alla persona offesa nei confronti della nonna e della mamma. Quest'ultima inoltre è stata raggiunta anche dalla misura della sospensione della potestà genitoriale per la durata di 1 anno. Il minorenne è stato affidato a una comunità. Il Tribunale di riesame di Caltanissetta ha rigettato il ricorso delle indagate, confermando così le misure cautelari. E c'è una trepidante attesa per il ritorno a Palermo di Vasco Rossi, che si esibirà allo Stadio Barbera il 22 e il 23 giugno. Per il grande evento cambia la circolazione attorno allo stadio. Oggi sono iniziati i lavori per il montaggio del palco. 70.000 sono i biglietti venduti.
e i 2 concerti di Vasco Rossi hanno costretto il Palermo Calcio a chiedere alla Lega la possibilità di giocare in trasferta la prima partita di campionato, dovendo rifare praticamente alla fine dei 2 concerti il manto erboso, un lavoro che richiede almeno 50 giorni. Questa sera alle 21 e domani alle 16 su TVA andrà in onda lo speciale dedicato alla festa dei Carabinieri che si è svolta recentemente al Teatro Pirantello di Agrigento. Una denuncia è stata presentata per i furti di segnaletica su alcune strade provinciali dell'Agrigentino, il servizio di Arturo Cantella. Il personale stradale del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, in seguito a ripetuti furti di guardrail e segnaletica avvenuti lungo alcune strade provinciali, ha presentato delle denunce all'autorità di polizia giudiziaria contro gli ignoti. Da tempo, infatti, succede che si susseguono queste attività criminose che vanificano per gran parte l'impegno del Libero Consorzio per migliorare le condizioni di sicurezza della rete stradale di propria convenienza. Gli ultimi furti compiuti nelle ore notturne, presumibilmente per alimentare il mercato illegale della vendita di metallo, sono avvenuti lungo la strada numero 46, l'ex consortile delle Rocchielle Mendola Ferlazzano, in direzione Delia, dalla progressiva 3+600, con la sportazione di circa 8 lame di barriere di protezione per una lunghezza complessiva di circa 24 metri. Un altro furto è successo sulla strada provinciale 38 Licata Contrada Cascino Montesole, in territorio di Licata, dove sono stati divetti e sottratti diversi segnali stradali che indicano varie situazioni di pericolo e di divieti. Altri furti sulla strada provinciale 67 Licata Torre di Gaffe, dove sono stati sottratti segnali indicanti la deformazione del mando stradale. Il settore infrastrutture stradali rafforzerà i controlli e invita tutti i cittadini a segnalare all'autorità di polizia qualsiasi attività sospetta lungo la rete viaria. Radiologi di tutta Italia ad Agrigento per un interessante convegno che vede a confronto magistrati e avvocati. Il servizio. Al via oggi ad Agrigento la 2 giorni dedicata alla virtopsi, dal virtuale al reale. La virtopsi rappresenta la nuova sfida del radiologo in campo medico-legale. È la metodica radiologica di prima scelta utilizzata per la valutazione preautoptica dei cadaveri e consente di fornire elementi fondamentali alla stesura della relazione medico-legale riguardo le cause di morte. Sì, la tecnologia ormai anche in campo di sanità ha fatto passi da gigante, ora si parla di fare l'attack al morto, al defunto. Sembra una cosa assurda, invece è una cosa importantissima, perché nella mia lunga carriera di medico mi sono capitati a volte tanti casi particolari che proprio un esame radiologico, un esame proprio TAC, anche a quel defunto che dovevo io ispezionare, sarebbe stato importantissimo per poter capire alla fine la causa dell'extus finale. Penso che ormai Agrigento è anche a livello anche altissimo da questo punto di vista, abbiamo tante eccellenze nel nostro ospedale, spero che questo si porti dietro anche tanti altri reparti. Io sono convinto che la radiologia ad Agrigento sia di un livello veramente elevato, perché ci sono brave persone, ma soprattutto perché c'è una brava scuola. Ovviamente non è solo Agrigento, perché abbiamo esempi regionali e io non solo regionali, perché ho conosciuto persone nella nostra regione e fuori regione che sono di livello veramente alto come standard di resa. Questo si traduce in un servizio migliore ai nostri pazienti, perché poi alla fine è questo che a noi interessa, perché oggi la radiologia, non da oggi ma da qualche anno, sta cambiando, nel senso che si sta evolvendo sia per quanto riguarda la tecnologia con l'intelligenza artificiale, altre dotazioni che ha la ICT per la radiologia, e loro sono bravissimi in questo, ma sia anche perché loro stanno acquisendo la capacità sempre di più di lavorare in gruppo, perché adesso con il PNRR, dalla sola cosa ci stuzzica la fantasia, sentiremo parlare di gruppi multidisciplinari. Il radiologo prima faceva solo le diagnosi, oggi partecipa ai gruppi di lavoro. Domani sarà lui stesso a fare terapie, interventi, e potrà
così come contribuisce adesso, salvare anche vite, ma comunque la cosa importante è quella del lavoro multidisciplinare, quindi con le altre figure professionali, per migliorare la qualità delle cure e per salvare la vita dei pazienti. C'è avuto molto tempo per preparare questo evento che diciamo è un po' particolare, in quanto mettiamo a confronto il medico legale e il medico radiologo. Però devo dire che assieme, confrontandosi, collaborando, si raggiunge a una interpretazione dell'esame che non sempre, però a volte può anche evitare l'autopsia tradizionale. Queste sono immagini che adesso sono attive, possono essere riutilizzate negli anni a venire, possono essere prese in considerazione dalla procura e quindi non c'è la possibilità di ripetere un'autopsia tradizionale a distanza di tempo. È un evento molto importante. Quando verrà recepito questo nuovo modo o è già in atto? È già in atto e lei deve pensare che già da anni noi ad Agrigento facciamo questo tipo di procedure e viaggiamo sui 20 casi all'anno, diciamo, in collaborazione sempre col medico legale. Però voglio dire sta pigliando piede, ma anche perché in Italia e al nord viene molto usato e soprattutto all'estero, che verrà solo presa in considerazione l'autopsia virtuale, tralasciando a volte anche quella tradizionale. Sono incontri fondamentali, innanzitutto perché c'è una regione come la regione Sicilia che si confronta con quello che sa fare una disciplina, la radiologia, col mondo nazionale. E tra l'altro la sanità siciliana, in particolare il mondo dei radiologi, si confronta non solo con i radiologi di livello nazionale ma anche col mondo della magistratura, col mondo della gestione del diritto, con altri aspetti di tipo sanitario come i medici legali. Oggi si parla di virtopsi, sembra una strana parola, oggi si parla tutto di virtuale, tutto virtuale, niente si tocca quasi più con le mani. Il mondo virtuale è il mondo di chi vede oltre, il radiologo è quello che vede oltre, il radiologo è colui che nasce alla fine dell'Ottocento quasi casualmente, scoprendo che dalla lampadina partivano delle radiazioni che impressionavano allora i tubi fluorescenti, le pellicole fluorescenti, da lì nasce la radiologia. Oggi il caso è messo da parte e invece c'è la scienza, e cioè la sintesi tra quella che è stato il percorso clinico di studio, in questo caso del medico legale, e le potenzialità della radiologia. Far precedere lo studio anatomopatologico o medico legale con un esame radiologico vuol dire indirizzare il lavoro del medico legale. Vuol dire consentire al medico legale di far bene e di far di più grazie alla radiologia, che con la sua tecnologia e con la competenza dei medici è in grado di fare diagnosi anche su una persona che la vita l'ha persa. La radiologia sembrava, e lo era fino a qualche anno fa, solo occasione di diagnostica per le patologie, oggi invece è molto altro, come in questo caso della virtopsia. Ha detto bene il direttore generale, il radiologo parte come diagnosta, oggi il radiologo, specie il radiologo interventista, assume in sé parte dell'attività terapeutica. Basti parlare così degli accessi vascolari cerebrali, oggi le emorragie cerebrali vengono gestite quasi totalmente dal radiologo e non più dal neurochirurgo, il cuore. Prima era appannaggio esclusivo del cardiochirurgo, oggi invece il cuore viene studiato ai vasi, il sistema in genere attraverso ovviamente delle sonde che consentono di raggiungere questo organo che è l'organo che ci dà la vita e ci consente di andare avanti intervenendo come si può fare tra l'altro una medicina moderna miniminvasiva. Quindi la radiologia è tanto altro, non è più solo diagnostica. Agrigento è tanto altro, un'occasione, quello che si sta facendo oggi col gruppo di Angelo Trigona, ottimo primario di radiologia, caposcuola di una radiologia che funziona alla periferia del paese ma al centro della buona sanità e che dà lustro ad Agrigento, dà lustro alla radiologia e dà lustro alla sanità. Sono fondamentali perché si tratta di metodiche veramente nuove che solo in quest'ultimo periodo si stanno affacciando in quella che possiamo chiamare pratica non clinica ma radiologica,
perché in questo caso noi parliamo non più del paziente vivo, ma parliamo in questo caso di soggetti che sono deceduti, ma in cui è importante poter dare una risposta sulla loro vita, per loro stessi e per le famiglie. Quindi in questo caso ci carichiamo di un alto ruolo etico, che prima era quello della salute del soggetto, del benessere del soggetto, adesso ci carichiamo anche di quello che era la storia del soggetto e la sua intera famiglia, ed è una cosa a cui tengo particolarmente che questo passi, ed è importante la formazione perché si tratta appunto di una metodica nuova con reperti che non sono quelli usuali a cui siamo abituati e che abbiamo bisogno di conoscere. La virtopsi o autopsia virtuale è una tecnica già in uso da diversi anni. Si pensa che il primo gruppo di studio è stato un gruppo svizzero, già dalla seconda metà degli anni 90 ha cominciato a sviluppare tale tecnica. In Italia si è implementata particolarmente nell'ultimo decennio e nel nostro caso, diciamo, locale, dal 2017 eseguiamo presso l'ospedale di Agrigento autopsie virtuali, richieste che sono in continuo aumento e che precedono quello che è l'esame autoptico tradizionale effettuato dal medico legale. In questo evento abbiamo voluto coinvolgere tutte le figure professionali coinvolte nel processo, quindi praticamente il mondo forense, della procura, degli avvocati, nonché praticamente il radiologo che si interpone al centro di questo processo e infine il medico legale al quale spetta poi la relazione medico-legale che va a depositare. Importante è la formazione dei radiologi forensi. Nessuno si può improvvisare sicuramente il radiologo forense e leggere un'autopsia virtuale, perché l'autopsia virtuale non è semplicemente un esame che tecnicamente può essere eseguito bene, dal punto di vista iconografico può essere soddisfacente, ma l'atto fondamentale è il referto radiologico, che è un atto appunto medico-radiologico che è utile allo sviluppo delle indagini. Un tema inclusivo, un tema importante che ci permette di coinvolgere la procura, l'ordine degli avvocati, i medici legali e non ultimo i radiologi che hanno un ruolo fondamentale nel studio dei cadaveri con la virtopsi, che ci permette anche di cristallizzare, di vedere prima dei medici legali quello che il paziente deceduto ha avuto, o almeno speriamo sempre di dare un contributo positivo. Agrigento, grazie al dottore Trigona, è una garanzia. Quando organizziamo qualcosa ad Agrigento come gruppo regionale, il successo è garantito. Il congresso di oggi è un congresso molto importante, sono molto contento di essere presente in quanto agrigentino, operante nel territorio, consulente della procura. Sicuramente la virtopsi, l'autopsia digitale è un accertamento che è di grandissimo ausilio per l'indagine medico-legale, è un accertamento che molto spesso viene effettuato prima dell'autopsia, che ci dà importantissime informazioni, ad esempio nelle lesioni d'arma da fuoco, nei politraumi. È qualcosa che sicuramente va a potenziare l'indagine medico-legale al fine poi di garantire l'esecuzione la corretta esecuzione dell'autorità giudiziaria del procedimento penale. Ricordato a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, il maggiore Giuseppe La Rosa. Schieramento ATT! L'amministrazione comunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha ricordato Giuseppe La Rosa, maggiore del 3° Reggimento Bersaglieri della Brigata Sassari, medaglia d'oro al valore militare, ucciso a Farah, in Afghanistan. Era l'8 giugno del 2013 quando il maggiore La Rosa, con gesto eroico, perse la vita salvando i suoi commilitoni. Il sindaco e il presidente del Consiglio Comunale, anche a nome della Giunta Municipale, dei consiglieri comunali e di tutta la cittadinanza, lo hanno ricordato e onorato deponendo nel giorno del 10° anniversario un omaggio floreale ai piedi della stele all'ingresso del parco Maggiore La Rosa, a lui dedicato. Ci ritroviamo ogni anno
a ricordare il maggiore Giuseppe La Rosa, maggiore dei bersaglieri. Questa però è una celebrazione importante. Ricorre oggi il 10° anniversario dalla sua morte, avvenuta l'8 giugno 2013, e noi vogliamo ancora una volta e ancora di più ricordare il gesto di immensa generosità, quel gesto eroico che il maggiore Giuseppe La Rosa ha fatto. Ai nostri microfoni l'assessore Angelita Pino, che oggi è presente qui per ricordare il maggiore La Rosa, un momento importante, molto significativo. È stato un momento toccante, è un momento importantissimo per la nostra città. Ricordiamo il maggiore La Rosa a 10 anni dalla sua drammatica morte avvenuta l'8 giugno 2013 in Afghanistan. Ne ricordiamo l'immenso atto di generosità, il gesto di sacrificio, il gesto eroico che fece in quell'occasione, salvando la vita ai suoi commilitoni. Medaglia d'oro al valor militare, insignito della Croce d'Onore da parte dell'ex capo di Stato Giorgio Napolitano, che è un'alta onorificenza che viene conferita alle vittime di atti, alle vittime che sono morti in operazioni civili e militari all'estero. Per cui per la nostra città è un dovere morale ricordarlo. L'abbiamo voluto fare qui dinanzi alla stele che è stata erta in suo onore, in questo parco che è stato intitolato proprio al maggiore La Rosa. Non è un caso che sia stato intitolato questo parco, perché è il punto nevralgico forse della nostra città di Barcellona Pozzo di Gotto. Qui transitano quotidianamente decine e decine di famiglie, di bambini, di tanta gente che quindi quotidianamente, quando mette piede qui, può vedere, leggere il nome del maggiore La Rosa, ricordarne il sacrificio, in modo che il maggiore sia appunto sempre un faro che possa ispirare le vite di tutti e i suoi alti ideali che siano da monito per tutte le generazioni presenti e future. E siamo alla pausa per la pubblicità, linea alla regia, tra poco. Il 21 giugno al via gli esami di maturità. In Sicilia sono oltre 48.000 gli studenti delle scuole superiori statali, parliamo di 43.435, di paritarie 5.145 che il prossimo 21 giugno alle ore 8:30 affronteranno la prima prova degli esami di Stato con una minima flessione dello 0,87% rispetto all'anno precedente. Le prove torneranno a svolgersi con le modalità pre-pandemia. Il 22 giugno ci sarà la seconda prova scritta, il 27 l'eventuale terza prova scritta e si concluderanno con i colloqui orali multidisciplinari. I dati sono stati diffusi dall'ufficio scolastico regionale. Dei 48.580 candidati siciliani, 46.353 interni e 2.227 esterni. Sono 24.370 quelli che si presenteranno alla prova nei licei, 15.430 negli istituti tecnici ed oltre 8.000 nei professionali. Degli oltre 43.000 maturandi delle statali, Palermo e Catania sono le province in cui si concentra il maggior numero, con rispettivamente 10.168 e 9.821 giovani. Seguono poi Messina con 5.207, Agrigento 4.050 e Trapani 4.023. A Siracusa e provincia saranno 3.375, a Caltanissetta 2.733, Ragusa 2.715 ed infine Cioenna con 1.323 giovani. Degli oltre 5.000 studenti delle paritarie, il maggior numero si concentra nelle province di Palermo, Catania ed Agrigento. Il calo maggiore rispetto all'anno precedente si registra comunque nella provincia di Agrigento, che con i suoi complessivi 4.926 maturandi tra scuole statali e paritarie attesta una diminuzione del 4,44% del numero dei giovani che affronteranno gli esami di Stato. Seguono poi Enna e Messina. Tra i licei e lo scientifico, che conta il maggior numero di maturandi con 6.885 insieme
Allo scientifico opzione scienze applicate, seguono poi liceo classico, scienze umane e scienze umane opzione economico-sociale e poi ancora il linguistico. Si presenteranno agli esami 342 ragazzi della sezione del liceo musicale coreutico e 84 della sezione coreutica triennio. Tra gli studenti tecnici l'indirizzo amministrazione, finanza e marketing ad avere il maggior numero di maturandi con oltre 3.000 studenti. Segue poi turismo con 2.049, informatica e telecomunicazioni con 1.703. Il picco tra gli istituti professionali si trova nell'indirizzo enogastronomia e ospitalità alberghiera con 4.500 maturandi. Ricordiamo che domani, con partenza da Piazza Cavour alle 9:30, si svolgerà ad Agrigento la marcia per la sanità organizzata dal Cartello Sociale. E siamo alla pagina sportiva. Carmelo Lentini ci parla di calcio mercato con le indiscrezioni che riguardano l'Acragas. Vediamo. Dirigenza dell'Acragas, che lavora sotto traccia per la composizione del nuovo mosaico, sembrerebbe proprio così. Secondo alcuni media bene informati, l'ultima indiscrezione riguarderebbe l'attaccante classe 91 Gianmarco Piccioni, marchigiano di San Benedetto del Tronto, figlio di Enrico Piccioni, anch'esso ex calciatori però di Perugia, Cremonese in Serie A e dell'allenatore di calcio con trascorsi in Bulgaria e Malta. Anche lo stesso Gianmarco ha seguito le orme del padre, andando a giocare all'estero, ma da pochi anni è ritornato in patria per indossare le maglie di Messina, Cireale e Matera. Gioca da prima punta e dal 2020 ad oggi ha segnato complessivamente 24 reti. Per quanto riguarda la difesa, dopo la riconferma di Alfonso Cipolla, c'è un interessamento per Roberto Vitulo, classe 98. La scorsa stagione a Licata, ma in passato con Nocerina, Aprilia, Lamezia e Sagataldese. Comunque nel mirino della dirigenza biancazzurra ci sono anche molti e diversi agrigentini di valore che hanno fatto esperienza in altre squadre di categoria. Se sono fiori, sicuramente fioriranno. Ed era questa l'ultima notizia, grazie per la vostra attenzione e arrivederci.